Buongiorno a tutti, intanto benvenuti, bentornati. È un piacere vedervi qui ed è un piacere sapere che avete accolto questo invito che l'amministrazione comunale di Ariano ha mandato a voi in questo primo momento, ma siete i primi di un percorso che vogliamo costruire all'interno di questo spazio che vedete davanti a voi. E guardandolo così, oggi noi vediamo una quercia piantata, per quanto anche grande. Questa è proprio una delle figlie che è stata portata via dall'Argine l'anno scorso, messa nel vivaio di Portoviro di Veneto Agricoltura, e poi ieri l'abbiamo piantumata con la fondazione. Quelle che metteremo giù adesso, altre 3 sono figlie della quercia, altre arrivano invece da altre piante. Però dicevo, vedendola così vedete un albero solo, e se fate uno sforzo di fantasia forse riuscirete a vedere quello che noi immaginiamo in questo posto, che passa oggi sotto il nome del Bosco di Dante. Vengo a spiegarvi il progetto così capite qual è la vostra funzione. E un anno fa, un po' più di un anno fa, il ministro Franceschini aveva dato a Poste Italiane l'input di sostenere le iniziative per la ricorrenza dei 700 anni della morte di Dante nei confronti dei piccoli comuni. Abbiamo preparato una scheda al volo, proprio così, e l'abbiamo mandata su. È stata una scheda che è piaciuta, nella quale si parlava che con l'aiuto di Poste Italiane c'era l'idea di far nascere un bosco che ricostituiva la foresta planiziale che c'era all'epoca in cui c'era Dante. In pratica tutto il nostro territorio era coperto da alberi, da querce, da farnie, da frassini, da ontani, insomma gli alberi che solitamente ci sono nelle pianure, e che poi, se voi vi guardate attorno, insomma, vedete che la campagna ha preso il sopravvento e quindi l'ambiente è stato in qualche modo rovinato da questo punto di vista. È diventato produttivo, è diventato meno ricco da un punto di vista della biodiversità, meno bello da un punto di vista paesaggistico. E visto che erano 700 anni da che era morto Dante Alighieri, abbiamo sottoposto l'idea di piantumare 700 querce. Per piantumare 700 querce servono almeno 7 ettari, quindi l'aiuto di Poste Italiane era proprio in questo, perché per trovare gli alberi avremmo anche potuto trovare validi collaboratori, uno in particolare qui, e per piantumarle anche, ma per acquistare i 7 ettari, insomma, lì avevamo sicuramente bisogno di un aiuto da parte di Poste Italiane. La pandemia ha cambiato tutta la progettazione che Poste Italiane stessa aveva, e quindi insomma, quando poi dopo abbiamo verificato che non c'erano più le condizioni per fare questo, abbiamo cambiato l'unità di misura. Anziché degli alberi siamo passati ai secoli, e ne abbiamo scelto 7 che volutamente abbiamo deciso di affidare in custodia. Non le dovete innaffiare, non le dovrete curare, non sono... ci penseremo noi su questo, ma voi fate un po' la parte dei padrini alla cresima o al battesimo, insomma, quindi quando una nuova vita inizia a crescere per conto proprio, insomma, ha la custodia di qualcuno più grande che e in questo senso abbiamo proprio guardato a quegli enti che operano qui ad Ariano, nel Delta e a San Basilio, e siete tutti qui, la provincia, il parco, Veneto Agricoltura, la diocesi, il consorzio di bonifica, ovviamente il comune, e un occhio di riguardo l'abbiamo voluto tenere per l'istituto comprensivo, perché è una cosa che va avanti, una cosa che cresce, ed è una cosa destinata agli abitanti che domani e dopodomani popoleranno e decideranno le sorti di questo territorio. Quindi ecco il perché siete qui, ed è il primo passo, vi dicevo, di questo bosco, perché a novembre, quando potremo mettere giù altre piante, proprio per chiudere i 700 anni della morte di Dante, provvederemo ad invitare il comune di Ravenna, il comune di Firenze, la soprintendenza, la direzione dei musei e altri enti che potranno mettere giù altre 7 piante, e poi dopo pian piano andremo avanti, e o 7 o 5 o quelli che saranno negli anni a venire, pian piano avremo modo di alberare questo spazio, insomma, di dare uno sviluppo diverso rispetto a quello che adesso.